C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io. Il proverbio di oggi, o perlomeno il detto popolare, se non proprio un proverbio, è questo: Baside buco, tante volte e il cœur non tocco. La traduzione è facile, magari poi il significato lo affidiamo a chi andiamo a interrogare adesso. Siamo su un detto, signora Tarica, un po' piccantino, è baside buco, tante volte e il cœur non tocco. I baci in bocca spesso non riguardano il cuore? Brava Tarica, e cioè come potrebbe essere interpretato? Sono un po' finti? Tarica, ma lei voglio dire, è preparata sull'argomento? Qua adesso dovrebbe raccontarci un po' di cose, Tarica, quanti pretendenti abbiamo avuto nella vita? Mio marito! Il marito, che salutiamo ovviamente. Che si occupa lei, signora Tarica? Posso non dirlo? Che è una cosa brutta e illegale. È insegnante, è una cosa bellissima, grande responsabilità poi di questo periodo. Insegnante di che grado di scuola? Media. Scuola media? Bene, allora chissà quanti alunni, li salutiamo. Sono bravi ragazzi? Bravissimi, bravissimi. Oh ragazzi, avete una profe che è superlativa, afferrata sul dialetto, ha i suoi segreti che ci sta tenendo nascosta, ma ora io magari a microfoni spenti cerco di capire un po' di più su questo baside buco. Esatto. Roberta, baside buco, tante volte e il cœur non tocco. E qua si va sul sexy. Signore, me la ripeti? Baside buco, tante volte e il cœur non tocco. Bacio sulla bocca, a volte non fa centro, non conquista, non lo so. Non conquista, non face. Ecco, tu dici il cœur. Perché tu dici è in riferimento al cuore del baciato o del baciata o della baciata, che non è il ballo ovviamente. Prova invece a ribaltare la situazione pensando al cuore del baciante. Non so. Baside buco, tanto che insomma tu chissà, Roberta, Di quelle cose. Roberta, vogliamo raccontarle tutte? Facciamo una puntata Roberta, una puntata monotematica. Quanti ne hai avuti? Uno e l'hai sposato. Sono insieme da 30 anni. Ammazza, no, dico auguri, felicitazioni. Ci sono pure figli? Sì, una. Salutiamo tutti a casa allora. Certo, ciao a tutti. Basile buco, insomma, poi tuo marito con sti baci, mannaggia. Vabbè, ciao, grazie. Grazie, ciao. Signora Gianna, baside buco, tante volte e il cœur non tocco. Il bacio sulla bocca non sempre è in profondità, penso. Bisogna fare il tampone, no? Nel senso... Così che magari è qualcosa che è un po' superficiale, non tocca pienamente la persona. L'animo, il sentimento, ma signora Gianna, ma lei è davvero il sentimento, ha detto bene, la signora Gianna davvero, queste cose, insomma, sembra che l'abbia vissute, ecco. Beh, penso. Lei, signora Gianna, è sposata? Sì, Da quanto tempo? da circa 40 anni. Una bella vita. Prego? Sufficienti. Sono nipoti, figli? Io ho 4 nipoti. Il bacino che si dà sulla bocca tante volte il cuore non tocca, baside buco, tante volte il cuore non tocca, ovvero la passione amorosa non sempre è accompagnata da vero amore, quindi fidanzatini e fidanzatine all'ascolto, ocio, va bene dai, abbiamo scherzato un pochetto anche oggi, ma speriamo di avervi insegnato qualcosa in modo simpatico. Arrivederci, alla prossima!